Rimane in carcere Hossein Shahdat, l'imam violento arrestato la settimana scorsa con la pesante accusa di percuotere e umiliare i suoi piccoli alunni della scuola coranica. Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresti domiciliari fatta dagli avvocati difensori del 23enne bengalese che durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il maestro, come si faceva chiamare dai suoi alunni, resta in carcere. Secondo il giudice ci sarebbe il rischio di reiterazione del reato, il pericolo di fuga e l'inquinamento delle prove. Pesanti gli elementi raccolti dai poliziotti della Digos che ad agosto, dopo la segnalazione di un insegnante delle scuole elementari, avevano avviato le indagini. Alcuni dei piccoli avevano confessato la paura, il terrore, le violenze fisiche e psicologiche che subivano dall'imam. Grazie a riprese delle telecamere e ad intercettazioni ambientali, i poliziotti hanno incastrato il 23enne bengalese che vessava i suoi alunni quando sbagliavano a recitare le sure del Corano. In questi giorni, intanto, proseguono gli interrogatori protetti dei piccoli, ascoltati dagli agenti e dagli psicologi.